nati, un gruppo di persone, usando i social media, circa un anno fa, si sono incontrati su LinkedIn, quindi un business social network, e parlando è venuta fuori l'esigenza di provare a raggruppare, usare i social per unire le energie che tutti quanti condividevano. E è nato il gruppo Sardegna 2.0 con questa descrizione: cambieremo la Sardegna e lo faremo attraverso una rete di persone, costruiremo un ponte, questo è un po' il superare l'isolamento fra chi vive in Sardegna e chi vive fuori, con l'intento di creare occasioni di crescita economica delle singole aziende e professionisti. Questa è stata, diciamo, la frase che ha fatto nascere il gruppo. Il gruppo è cresciuto naturalmente, vedo qua già tante facce che già in quel momento hanno aderito, è arrivato fino a 200 persone. Nel giro di 3 mesi è venuta la voglia di vedersi, di incontrarsi e provare a fare qualcosa insieme con questa energia. Siamo arrivati ad aprile, quindi dopo qualche mese, abbiamo deciso di incontrarci in mezzo alla Sardegna, a Tramazza, grazie alla collaborazione di uno dei soci e alla collaborazione di tutti quelli che erano interessati a partecipare. Ci siamo incontrati in 70. Per questo, se riesco, vi faccio vedere un documento che riassume un pochettino l'energia che si respirava quel giorno. Ce la farà? Yeah. Comunque, la sostanza è... in 70 abbiamo trovato un'occasione, abbiamo fatto una giornata insieme, abbiamo creato un format, in sostanza ci siamo incontrati per generare idee, un gioco di business tra persone che in parte si conoscevano soltanto virtualmente, in parte invece avevano già lavorato insieme o comunque si conoscevano di persona, da tutti i settori, da tutte le esperienze, studenti che si stavano laureando, persone che sono venute da fuori dalla Sardegna, da un ricercatore da Madrid, Cagliari, Sassari, da tutto il territorio, molto interesse, grande energia, molte idee e gruppi di persone che hanno cominciato a continuare a incontrarsi, hanno cominciato a vedere delle cose insieme. È arrivato il momento, dopo quell'evento, di configurare, formalmente è venuta la voglia di trasformare questa, che è un'esperienza naturale, spontanea, in qualcosa di strutturato, anche giuridicamente, e fare un'associazione che ci consentisse di muoverci in maniera, come dire, forse più autorevole all'interno di questo territorio. Sull'onda di questo format che ci ha aggregato è arrivata l'opportunità di duplicare il format a Cagliari, concentrandoci sull'innovazione nel turismo, quello di cui parlava Lidiana Rongiu. A luglio, secondo lo stesso format, è nato Turismart, quindi lo stesso format, un momento di incontro tra chiunque volesse partecipare a questa fase creativa per sperimentare soluzioni innovative. Non si cercava, l'obiettivo non era risolvere il problema, ma era generare idee e attraverso la fase di generazione far incontrare persone che potevano con le loro energie e le loro capacità riuscire a muovere qualcosa, vedere le cose in maniera diversa, non guardare con difficoltà al futuro, ma cercare di cogliere tutte le opportunità che potevano essere in quel momento, diciamo, disponibile. Il lavoro era strutturato semplicemente al mattino, una fase di generazione forte delle idee, quindi tante idee, una selezione durante l'incontro, durante il pranzo, che come diceva Michele è un momento particolare, in realtà forse è quasi il momento cruciale dell'incontro, il momento in cui ci si raccorda, c'è stato un momento della campagna per fare in modo che venisse fuori un'idea piuttosto che l'altra, e poi nel pomeriggio una fase di vera e propria progettazione non esecutiva, però qualcosa che portasse a presentare i 10 progetti migliori con un pitch elevator che poi sono stati votati fino ad arrivare alla premiazione del progetto che è piaciuto di più, in sostanza. Queste sono alcune immagini dell'evento, perché forse le immagini parlano più chiaramente di che tipo di esperienza è stata, quale energia c'era.
questa foto è particolarmente esemplificativa, 100 persone, c'era la coda fuori, purtroppo l'evento era, perché era necessario avere un'organizzazione precisa, era limitato a 100 persone, c'era la coda fuori, purtroppo circa 30 persone non sono potute entrare. L'abbiamo organizzato in un mese, quindi in realtà il presidio dei social è servito a garantire nel giro di 15 giorni il lancio e l'esecuzione dell'iniziativa. Alcune delle facce che si vedono sono qua. Sì, decisamente. Tra parentesi, c'è stata una conferma, quelli che c'erano a Tramazza in parte erano di nuovo presenti, quindi c'è stata una continuità e un legame forte che è continuato. I progetti, c'è tecnologia, ma cose anche molto molto concrete, si scrive, si ragiona, si mangia, si beve, ci si diverte. I vincitori del progetto, il gruppo che ha vinto, diciamo, la competizione, non è lì, infatti. Io, come dire, posso concludere l'evento, diciamo che non c'è bisogno di agganciarsi a tutte quelle che sono le caratteristiche, le possibilità. Nel primo intervento sono state espresse in maniera assolutamente chiara e condivisibile. Noi siamo un caso assolutamente, come dire, lineare rispetto alle potenzialità che naturalmente, grazie alla semplice volontà, è come se queste persone si conoscessero già, ed era in effetti così, perché io ancora prima di Segno 2.0 conoscevo comunque almeno 10 persone che sono qua dentro. Quindi, però la forza e la volontà, l'energia, il desiderio di continuare viene moltiplicato. Io vi lascio con questa informazione: il 19 novembre ci sarà il prossimo evento di Sardegna 2.0, sarà dopo Tramazza al centro e Cagliari al sud, sarà al nord, a Tramariglio, vicino ad Alghero, presso Porto Conte Ricerche, con un format leggermente diverso. Quindi un nuovo format con un seminario, un gioco di business leggermente diverso, ma anche con il contatto con il mondo delle start-up. Quindi, diciamo, ci saranno dei partecipanti che vivono quotidianamente la realtà del far partire una startup in Italia o fuori dall'Italia, e che quindi danno la possibilità ai partecipanti di vivere un giorno completo insieme a questo tipo di realtà. Per informazioni nei prossimi giorni sul sito www.sardelia2.0. Grazie.